Ennesima bomba sulla giunta comunale di Rossano Veneto, l'annuncio nell'ultimo consiglio. In mattinata l'assessore Ugo Marinello, Lega Nord, ha protocollato la sua rinuncia alle deleghe a lavori pubblici, sicurezza e polizia municipale. Tra le motivazioni, come si legge in un comunicato, la mancanza di coerenza nel mantenere la parola data, di rispetto e collaborazione democratica. Spesso, scrive Marinello, sono stato fortemente limitato in alcune funzioni a me direttamente demandate dal sindaco. E per il primo cittadino Morena Martini è stata una doccia fredda. Sinceramente non me l'aspettavo e ne sono veramente dispiaciuta. Io ringrazio l'assessore Marinello per il lavoro che abbiamo fatto insieme, per quello che siamo riusciti a regalare alla nostra città in questi 2 anni e mezzo di collaborazione. E sinceramente questa cosa mi ha fatto veramente male. La mia scelta, scrive Ugo Marinello, non è una scelta politica. Ma su questo nutro dei dubbi perché quando me ne ha parlato, anche a margine del consiglio comunale, era visibilmente scosso e continuava a dire che gli dispiaceva moltissimo. Ecco, quando una persona si comporta così, conoscendo anche il carattere molto sensibile dell'architetto, questo mi fa pensare ad una decisione imposta dal partito. Certo è che non sarebbe la prima volta che la Lega fa saltare un sindaco. Marinello ha parlato anche di una scelta di solidarietà, si legge, verso chi ha dedicato molto tempo e attenzione al nostro paese. E qui il riferimento all'ormai ex assessore Paola Ganassin è evidente. Sembra quasi che me la vogliano far pagare, tra virgolette, però non la fanno pagare al sindaco Martini o Morena Martini. A chi è ancora in maggioranza con me dico ragazzi basta, dai, su le maniche, è passato questo momento, cerchiamo di rasserenare gli animi e finiamo il nostro mandato elettorale per il bene dei nostri cittadini.